Buonasera, mi chiamo Marina Marino e sono responsabile del coordinamento donne della Lega di Milano, nonché lavoro nella segreteria della stessa Lega. A Milano mi permetto di fare una piccola premessa che mi riporta anche ad una riflessione che ho fatto rispetto alla domanda iniziale della conduttrice. La nostra età, quello che siamo noi oggi e quello che eravamo appunto negli anni 70, è stata la spinta di mettere il privato come una cosa pubblica, come una cosa sociale, ed è stata quella spinta che ci ha fatto ritrovare e ritrovare e capire che avevamo qualcosa in comune che valesse la pena di in qualche modo dire e organizzare. Oggi invece vediamo molte conquiste sono state fatte, non le dobbiamo dimenticare e avvilirci perché le cose è ovvio non restano ferme, le cose si muovono ed è ovvio che sia così. Molte conquiste sono state fatte perché siamo usciti dal privato e siamo andati verso il pubblico e le cose nostre non erano solo private, ma erano e le Perché venivano consegnavamo condivise, è a un discorso. tutta la società che doveva prendersene insieme a noi carico. In tutti questi anni siamo tornati un pochino indietro e pare che la cosa stia ritornando ad essere privata, E personale. ritorna a sto E discorso, non ritorna a è, e questo ritorna a sto ragionamento discorso. che ti stacca dalle generazioni Sì. attuali, che non ti fa, in qualche modo dobbiamo trovare parole diverse per poter comunicare con le nuove generazioni, perché c'è una parola che ci può avvicinare e che ritorna a essere un problema pubblico e non tuo, privato: Qual è? la disoccupazione, il lavoro, perché se noi siamo pensionati oggi è perché abbiamo lavorato, ma se non lavoravamo non avremmo avuto nemmeno forse la pensione o forse quella sociale, anche se uno faceva la casalinga e allevava 10 figli. Quindi il lavoro è punto centrale, secondo noi, della questione. Quindi per l'occasione di marzo e di questa ricorrenza ci ha fatto lavorare in questo senso, e cioè stiamo già programmando tutta una serie di cose che avranno scadenza dal pomeriggio del 1° maggio, non a caso, finiranno il 3 maggio e poi ce ne saranno altri. Una di queste riguarda la lettura di alcuni brani e dei canti che stanno con il coro Voci dal mondo, non a caso, di un libro fatto da una badante. Quindi torna il tema del lavoro e torna tristemente negli anni 2000 un lavoro come quello iniziale, in modo particolare delle badanti, che era, come dire, chiuso nel privato, era molto Che invece ha chiuso, una valenza era sociale. molto privato, Certo. mentre in realtà è il massimo della socialità, e ritorna il tema, e noi cercheremo di farlo emergere e di confrontarsi con le giovani rispetto a questa cosa, e ritorna il tema della nostra caratteristica come donne. Siamo trasversali e siamo punti di contraddizione, che lo vogliamo o meno, siamo punti di contraddizione rispetto all'economia, alla socialità e ai servizi. Siamo, anche se non vogliamo, punti di contraddizione e di scontro, nel senso Certo, di comunque conflittualità. Poi abbiamo un'altra iniziativa. velocissima perché il tempo Sì. vola, non ce l'abbiamo più, se ne dobbiamo passare la parola E anche a altri. poi abbiamo un'altra iniziativa che riguarda sempre le donne e con l'aiuto di un uomo, e questo ci piace in modo particolare. Permettetemi di dire che tutte e due le iniziative sono con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano e con il benestare e l'aiuto anche degli spazi pubblici, a darci gli spazi pubblici, dell'assessore alla cultura del Comune di Milano. Benissimo, quindi questa è anche Prego, Permettimi. finisca. Sì, perché... Microfono. sì,
Un'altra delle iniziative che appunto riguarda sempre nel mese di maggio è fatto con l'aiuto di un uomo, ci piace molto perché ha raccolto, ha avuto la pazienza di raccogliere più di 104 fotografie, farle, ingrandirle, portarle a dignità di cornice che sono tutte istantanee, momenti di vita delle donne in campagna tra il 1860 e il 1960 e coglie, come le foto sanno fare, proprio gli sguardi, i momenti e il lavoro, tutti i mestieri del lavoro che facevano le donne, che hanno fatto le donne in quel secolo. C'è una luce negli occhi che è molto particolare, vale la pena di guardarlo. Comunque un invito ad andarle a visitare. Sono presenti dove, prego? Un attimo. Eccola. Solo un attimo. Sì. Due parole. La nostra Lega Chirignago Zellarino, la Lega Nuova, di conseguenza sono le prime iniziative, stiamo cominciando col coordinamento, abbiamo consegnato le piante, sono andata io personalmente in casa di riposo, le donne quando mi vedono mi conoscono, sono tutte contente, veramente mi battono le mani. No? Gli altri anni, l'anno scorso abbiamo fatto anche un'iniziativa musicale, eccetera, si va sempre anche noi in casa. E un'altra iniziativa è stata con l'Auser, abbiamo fatto una mostra fotografica di proprietà, sui lavori delle donne, di proprietà dello SPI, una mostra fotografica che abbiamo fatto alcuni anni fa. Io vorrei dire altre due parole, che noi come Venezia, diciamo, lavoriamo sempre tutto l'anno perché abbiamo organizzato anche dei gruppi di lavoro su varie iniziative, per esempio lavori su varie tematiche, lavoro di cura, medicina di genere, terzo settore, eccetera. Noi ci riuniamo sempre e lavoriamo in questo. E vorrei specificare una cosa, che tutte le donne dello SPI qua presenti, tutte noi siamo volontarie, ma volontarie pure. Lo facciamo perché ci crediamo e per aiutare le altre donne che hanno avuto meno opportunità, sia col lavoro, cioè, di conoscere queste cose, perché noi vogliamo aiutare anche le persone che non sanno certe cose. Assolutamente, no, ma infatti quello è molto importante, adesso siamo in chiusura, però queste vostre testimonianze proprio per dire che c'è possibilità di essere coinvolte a prescindere dall'età, a prescindere da quello che ha fatto uno nella vita, rivolgendosi nei territori, alle sedi dello SPI. Abbiamo visto, voi siete testimonianza che solo per Venezia ce ne sono tantissime di sedi in ogni comune, poi abbiamo Padova, Rovigo, Treviso, insomma ce ne sono ovunque, quindi da non sentirsi isolati. Chi altro deve dire che siamo proprio in chiusura, prego? Allora, il coordinamento donne della Lega SPI di Chioggia si è formato quest'anno e noi abbiamo voluto affrontare la cosa in maniera diversa, cioè cercando di far diventare protagoniste le donne che si trovano nella casa di riposo, e a questo scopo abbiamo dedicato loro delle interviste che sono state fatte alcuni anni fa da una nostra concittadina, interviste vere fatte a donne chioggiotte di una certa età che ci spiegavano usi, costumi, passioni, odi, amori che avevano vissuto nella loro vita. Abbiamo avuto molto successo e questo ha fatto sì che anche delle donne all'interno della casa di riposo ci hanno letto alcuni dei brani che avevano scritto loro, e molto apprezzata è stata anche una scenetta in dialetto che è stata presentata da nostre compagne che si sono trovate poi a interloquire con gli ospiti, perché verso la fine della scenetta hanno cominciato a discutere, cioè è diventata una scena nella scena, insomma. Bello. Che sta oltre le solite piantine, insomma, che sono tradizionali. Bene, mi pare che abbiate parlato tutte, che quelle testimonianze, se non sbaglio, perché siamo giunti al termine. Sì, ci siamo. Allora, proprio in chiusura, coordinatrice. Sì, volevo prego. soltanto collegarmi al discorso fatto prima da Rosanna riguardo alla comunicazione, e deve essere anche una provocazione per noi, visto che non vogliamo perdere quello che si è costruito in passato e vogliamo contaminare, per usare il vocabolo usato da lei, contaminare le generazioni giovanili. Un modo per far questo è quello di trovare un modo di comunicazione più appropriato, e quindi un modo di entrare, creare quelle sinergie, cercare di creare quella relazione che adesso non riusciamo a fare, e
magari entrare in rete, fare in modo che i giovani conoscano quello che è stato il passato delle donne e quello che sarà il futuro delle donne. Che se lo costruiscono loro, infatti questo è importantissimo. Grazie, tenete appunto il microfono. Siamo in chiusura, una parola proprio conclusiva a tutto questo. Intanto credo che hanno parlato loro, no? Abbiamo parlato tutte ed è stato... È stata una bella occasione, quella che è la riflessione che volevo dire. C'è un passaggio in più, richiederà un appuntamento a sé, che è quello, pari retribuzione a questo punto, certo, perché è quello che ci hanno scritto anche in tante, ma voi non raccontate che in realtà le pensioni delle donne sono misere e con pochi soldi non si fa niente. Ti do un dato velocissimo. I maschi nel Veneto, dato Veneto, la retribuzione lorda di un maschio è 1.179 euro al mese, la media. Sì. Delle donne 607. Fantastico, cioè, ecco, questo sorridiamo su questo aspetto. Dato Veneto che però insomma rispecchia. Ecco, siccome questo però appunto sotto ci sono tante cause, no? Bisognerebbe anche fare magari una trasmissione. Ma infatti solo, infatti io adesso lancio il là, è stato anche visto in alcuni servizi, ne parleremo proprio ad hoc, in modo specifico. Sarebbe bello avere anche altrettanta partecipazione in questo tema, perché sono importanti i contributi, le idee, gli spunti che vengono da più teste, più voci. Il tempo è quel che è, per cui è giunto al termine. A questo punto facciamo un bel applauso a tutte quante voi che siete venute, vi ringrazio e anche per la vostra testimonianza e soprattutto perché abbiamo fatto conoscere quanto lavora il territorio, quanto lavorano anche le leghe provinciali territoriali, come essere presenti sul territorio sia importante. Ringrazio anche voi naturalmente che siete state le artefici, le responsabili delle varie province, anche coloro che non sono intervenute, voi telespettatori di averci seguito. Appuntamento a prestissimo, grazie ancora, buonanotte.